La cimice asiatica rappresenta oggi un problema anche per la conservazione della biodiversità frutticola. Ce ne siamo ben accorti anche a Veneto Agricoltura, poiché presso l'azienda pilota dimostrativa di Sasserami a Ceregnano di Veneto Agricoltura è presente un frutteto di oltre 6 ettari che, tra le altre attività, ha lo scopo di conservare la biodiversità frutticola, il recupero e la conservazione del germoplasma autoctono veneto. Abbiamo potuto osservare danni notevoli su tutte le specie, su tutte le varietà delle diverse specie frutticole. Qua vedete le mele profondamente danneggiate, ma tutte le altre specie, compresa la pesca, che qua vediamo, è particolarmente appetita la pesca e particolarmente danneggiata. Per difenderci e per difendere la biodiversità in conservazione abbiamo deciso di applicare il primo principio della difesa integrata, quello della prevenzione, cioè porre in essere le strategie efficaci oggi disponibili per ridurre il rischio di danno, il rischio della presenza del fitofago e quindi ridurre il rischio di dover fare dei trattamenti chimici. Abbiamo quindi posto in opera le reti anti-insetto per coprire soprattutto la parte più delicata e più importante per la biodiversità, ma anche altre parti di rilievo per la sperimentazione frutticola. I primi risultati ci indicano che c'è una protezione ma non completa e quindi abbiamo un approccio integrato con anche dei trattamenti e confidiamo molto nei nuovi antagonisti che sono già arrivati anche dalla zona di origine.